Non l'abbiamo chiesto a Simone Santarelli e a mister Flaviano Pina, lo possiamo chiedere al presidente Maurizio Giuseppucci. Qual è l'emozione di sollevare il primo trofeo del Cotton Club nella Serie A della Lega Calcio 8? Beh, sono contentissimo, ovvio, però è stata una partita tirata, tesa, quindi ancora deve scemare un po' la tensione, poi me ne renderò conto domani, dopodomani. Comunque per adesso già sono contento, voglio dire. In generale, come hai visto la tua squadra sui 50 minuti e cosa hai pensato prima dei calci di rigore che avevano premiato contro il Footballetto Roma Nord? Il mister ha sempre detto tutto l'anno di avere il portiere più forte della Lega, ma si sa che in quei momenti tante volte non conta nemmeno la forza. A livello emozionale, cosa vi siete detti? E da dove è nata anche la lista dell'ordine dei battitori, se possiamo chiederlo? Beh, la squadra l'ho vista un po' meno brillante delle ultime uscite, anche perché c'erano un paio di defezioni obbligate, perché c'erano giocatori che non avevano le presenze. Abbiamo giocato un buon primo tempo, non abbiamo chiuso la partita, ci sono stati un paio di episodi che mi hanno lasciato un po' così dubbioso, si è visto. E prima di regoli pensavo, se mi avessero chiesto le percentuali avrei detto 70% Cotton e 30% Checco, perché sono due ottimi portieri, il portiere Checco è molto molto forte, però Santarelli secondo me è proprio un super portiere. E Fernetti il suo rientro l'avevi l'aveva tanto chiamato mister Pinna, ci sarà alle finali, Blandino ha condotto l'ultima parte della regular season, come l'hai visto? Anche se diciamo, forse a noi è sembrato che alla fine gli mancasse un po' di gamba, comunque i mesi d'assenza sono stati molti. Sì, esce Blandino, entra Fernetti, giocatori con caratteristiche differenti, perché Fernetti è uno che va, viene, fa molto l'incontrista, però l'equilibrio alla fine non cambia, perché comunque fa una buona fase difensiva anche lui in maniera diversa. All'ultimo era un po' morto, perché giocando con tre piccoletti davanti che rientrano, però non ce l'hanno le caratteristiche, Giordano, Mario, Piro, nessuno di loro fa un grande lavoro di copertura, quindi Fernetti doveva cantare e portare la croce. Mo stasera ha portato più la croce, quindi è uscito che era morto, però ci sta.